Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo in lutto per i funerali di Paolo Taormina, cattedrale stracolma, la folla davanti alla chiesa scandisce il nome del giovane ucciso. Gli amici seduti a terra con le magliette con la scritta "Sarai sempre nei nostri cuori". L'arcivescovo di Palermo Lorefice propone per sabato sera una movida alternativa. Ma lo Zen si ribella ai controlli, un centinaio di residenti ostacola le perquisizioni e aggredisce i carabinieri. 5 arresti. Gli esercenti favorevoli all'introduzione delle zone rosse anticrimine, ma i sindacati confederali chiedono una presenza stabile delle forze di polizia. Imponente operazione dei carabinieri di Modica contro lo smercio di stupefacenti, smantellata una rete di spaccio tra le province di Ragusa e Siracusa, sequestrate droga, armi e pure esplosivi. Stupri in carcere, la Sicilia seconda regione del paese per abusi sessuali dietro le sbarre. All'opposto, il garante dei detenuti propone di introdurre stanze dell'affettività per gli incontri con coniugi e partner. Ma tempo intenso con piogge sparse e temporali in Sicilia. A Catania subito allagata e impercorribile, come vedete, ancora una volta la pista ciclabile all'altezza di Faro Biscari. A Catania, come nelle altre città, sempre più frequente l'e-commerce, l'acquisto online, ma nel frattempo chiudono i negozi tradizionali. L'allarme è di Asso Esercenti. Musica, Amuri, Luci, il nuovo album decisamente antipop di Carmen Consoli. La cantantessa ritorna con 11 brani in dialetto siciliano. Calcio sono 2 le offerte per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Oltre a quella del club rossazzurro è stata depositata quella di una cordata di imprenditori siciliani. Adesso il Catania dovrà rilanciare, se vuole aggiudicarsi, la struttura. Bentrovati, Palermo oggi si è fermata per l'ultimo saluto a Paolo Taormina. L'arcivescovo Corrado Lorefice durante l'omelia dice: dobbiamo essere noi a dire basta alla violenza. Palloncini bianchi, tante lacrime per il giovane ucciso a soli 21 anni. Marco Gullà. La mamma di Paolo piange disperata mentre la bara, tra lacrime e applausi, entra in una cattedrale gremita. È il giorno dell'addio a Paolo Taormina e del lutto cittadino. Un lungo e fragoroso applauso ha accompagnato l'ingresso della bara bianca. Gli amici e parenti piangono per quel ragazzo di 21 anni ucciso con un colpo di pistola alla nuca mentre cercava solo di riportare la calma davanti al locale di famiglia in via Spinuzza. L'omelia dell'arcivescovo Corrado Lorefice è toccante. Figli miei amatissimi, amici, amiche, non sono gli eserciti, non sono solo le forze di polizia, col loro pure encomiabile servizio, a cui siamo gratissimi, che potranno estirpare la violenza omicida. Possiamo essere solo noi, insieme. In cattedrale, amici e parenti sono stravolti dal dolore. Vedere poco fa il bambino Mattia che guardava quella bara del fratello e dire non c'è più, non si può capire chi che non era presente poco fa al Paloreto. E tutto questo svanito tutto, è svanito tutto. E io da mamma non voglio neanche medesimarmi a questa situazione perché io è amico mio Paolo. Non va bene che tutti si litigano per le sciocchezze, per le cose, per una spinta, per una pestata di scarpe. Ad esequie terminate, centinaia le persone che hanno scandito il nome Paolo Paolo, dopo aver fatto volare palloncini di colore bianco e azzurro. Adesso resta il dolore, assieme a tanta rabbia.
L'arcivescovo di Palermo Lorefice ha proposto per sabato sera una movida alternativa allo Zen, ma il quartiere si ribella ai controlli. Un centinaio di residenti ha ostacolato le perquisizioni e ha aggredito i carabinieri. Ci sono stati 5 arresti. Gli esercenti sono favorevoli all'introduzione delle zone rosse anticrimine, ma i sindacati confederali chiedono di più, una presenza stabile delle forze di polizia. Manlio Viola. L'hotel di Palermo si ribella ai controlli. All'indomani dell'operazione congiunta delle forze dell'ordine fra Zen 1 e Zen 2 sono 5 le persone arrestate. 3 sono accusate di resistenza, violenza, minaccia, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. Hanno 45, 34 e 33 anni e per loro il GIP ha convalidato gli arresti. Le manette sono scattate anche per una coppia di coniugi di 69 e 67 anni accusati di spaccio di droga e detenzione illegale di armi da fuoco. Intanto l'applicazione delle zone rosse, così come stabilito dopo gli incontri di ieri a Roma, divide le parti sociali. Per il segretario generale della CGIL di Palermo, Mario Ridulfo, la risposta di polizia non è sufficiente. Abbiamo bisogno, assieme a un rafforzamento delle misure legate all'ordine pubblico, anche di operatori sociali, di psicologi, educatori, di una scuola che faccia il tempo pieno, di palestre e impianti sportivi. Abbiamo bisogno, insomma, che il Comune di Palermo e le istituzioni facciano la loro parte. Soddisfatti di questa prima fase invece gli imprenditori che operano nei quartieri come Doriana Ribaudo. Le zone rosse garantiranno un maggior controllo del territorio e sono la risposta a quanto da noi richiesto da diversi mesi. Presidi più diffusi a tutela, a garanzia dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e delle nostre attività. Tutti però aspettano di vedere come le misure annunciate saranno messe in pratica e quanto durerà l'attenzione, temendo che possa scemare entro qualche settimana, come è avvenuto in passato. Lasciamo Palermo, ci occupiamo di un'imponente operazione antidroga dei carabinieri di Modica. Hanno smantellato una rete di spaccio tra le province di Ragusa e Siracusa. Sequestrate droga, armi e pure esplosivi. Veronica Barbarino. Una ragazza di appena 14 anni costretta a spacciare droga dai propri genitori. È uno dei particolari più sconcertanti emersi dall'operazione antidroga condotta all'alba dai carabinieri di Modica in territorio di Ispica, nel Ragusano. La minorenne, figlia della coppia ispicese, ritenuta a capo di una rete che gestiva le piazze di spaccio di Ispica, Pozzallo, Rosolini e Noto, sarebbe stata coinvolta in alcune cessioni di stupefacenti. E a loro facevano capo tutta una serie di spacciatori o di assuntori di sostanze stupefacenti. C'era una clientela abbastanza selezionata, quindi erano ricorrenti quasi sempre gli stessi pusher che si rifornivano da questa coppia. La vasta operazione antidroga ha portato a 13 misure cautelari, con 4 persone in carcere e 9 ai domiciliari. Le indagini, iniziate nel 2023, hanno permesso di documentare oltre 3.000 episodi di spaccio e 1 migliaio di assuntori. L'attività consentiva di ottenere dei cospicui ritorni economici, tanto è vero che oggi sono stati sequestrati 43.000 euro in contanti, anche in banconote di grosso taglio. Sono state sequestrati 160 grammi di cocaina, circa 2,5 kg di marijuana, 440 grammi di hashish, oltre a 5.600 euro in contanti, 2 fucili, 190 cartucce di vario calibro, 2 ordigni rudimentali dallo spiccato potenziale offensivo. L'operazione rappresenta un duro colpo a una rete di spaccio strutturata e pericolosa. Stupri in carcere. La Sicilia è la seconda regione d'Italia per abusi sessuali tra detenuti. È una piaga che esiste da sempre ma di cui si parla molto poco. Al contrario, il garante dei detenuti propone l'istituzione di camere dell'affettività per incontri intimi tra coniugi e partner. Emanuela Corsi. Crescono gli episodi di violenza nelle carceri siciliane, ma anche degli abusi sessuali tra detenuti. La Sicilia, con 14 casi in un anno, è la seconda regione italiana per denunce di stupri avvenuti dietro le sbarre. Numeri sicuramente al di sotto di quelli reali, perché non tutti denunciano, sia per la vergogna che per la paura di ritorsioni. La polizia penitenziaria intanto è sotto organico, è sottodimensionata. Ci sono notti in cui in un'intera palazzina di 3 piani c'è 1 o al massimo 2 agenti in servizio. Siamo di fronte a un
impossibilità di controllare cella per cella quello che accade. La proposta del garante dei detenuti, che ha scritto ai direttori del Pagliarelli e del Lucciardone, è quella di istituire camere dell'affettività, ovvero luoghi dove i detenuti possono avere incontri intimi con mogli e compagne durante la detenzione. La Corte Costituzionale nel 2024 già ha sentenziato in tal senso, perché si ritiene che creare le stanze dell'affettività possa anche alleggerire la tensione nelle carceri. Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria, in una nota ha denunciato: sono centinaia ogni anno i casi di violenze sessuali, sopraffazioni, umiliazioni subite da compagni di cella nei penitenziari come negli istituti per minori. Le conseguenze sono devastanti, specie a livello psichico, sino a suicidi e tentativi di suicidio, oltre a varie forme di autolesionismo. Proprio in questi giorni i consulenti della Procura di Messina stanno verificando se sul corpo di Stefano Argentino, morto suicida in carcere, siano stati trovati segni di abusi sessuali avvenuti durante la detenzione per il femminicidio di Sara Campanella. Voltiamo pagina, maltempo intenso e piogge sparse e temporali in Sicilia. A Catania, dove è piovuto nella prima parte della mattinata in particolare, è finita come al solito sott'acqua la pista ciclabile. C'è una situazione tragicomica all'altezza del faro Biscari. Guardiamola con Torino De Mana. Criticata e allagata a Catania. Non c'è fortuna neanche per la pista ciclabile che collega il centro storico alla playa. È all'altezza di Faro Biscari che gli errori di progettazione risultano evidenti, con enormi pozzanghere che rendono impossibile il transito dei ciclisti. Passo di lato, che dobbiamo fare? Raggiriamo l'ostacolo. E da quando l'hanno fatta sembra così, da quando piove. Con grande difficoltà si è arrivato in questo punto. E adesso come si fa? E adesso è sempre, quando c'è piove là, è sempre bagnato, troppo non posso passare. E non va meglio per i pedoni, spesso turisti, costretti ad autentici slalom per evitare i ristagni d'acqua. Basta un po' di pioggia e il percorso finisce inesorabilmente sott'acqua, con la striscia rossa che praticamente scompare. Situazione critica anche a ridosso della fermata AMTS, dove per salire e per scendere dall'autobus servono abilità e discrete doti atletiche. Per prendere l'autobus ho dovuto fare un salto. E non va meglio sulla sede stradale, dove un'enorme voragine rappresenta un serio pericolo per la gioia di gommisti e meccanici. A Catania, come in tutta la regione, sono sempre più frequenti le operazioni di e-commerce, cioè l'acquisto online, ma nel frattempo chiudono i negozi tradizionali e Asso Esercenti lancia l'allarme. Marco Carli. Anche la Sicilia verifica la tendenza mondiale. Le imprese dell'e-commerce che aumentano di numero, 2.534 in tutta la nostra regione, l'ottava in tal senso in tutta Italia, con Palermo e Catania rispettivamente 13ª e 15ª fra le province. Sesta invece la nostra regione a livello di crescita percentuale, oltre il 231% in 10 anni. Dall'altro lato, la Sicilia risulta tra le regioni più colpite dalle cessazioni di esercizi commerciali tradizionali, con migliaia di negozi persi negli ultimi 5 anni. In Italia nel 2024 sono venute a mancare qualcosa come 61.000 imprese. Addirittura in Sicilia registriamo nel commercio nel 2024 la cessazione di oltre 10.000 esercizi e nei primi 6 mesi del 2025 siamo a oltre 3.000. Catania purtroppo ha nel 2024 una percentuale che incide per il 30%. Un calo consistente dei numeri a cui si deve rispondere anche attraverso le istituzioni. Va istituita una cabina di regia a livello nazionale, ma che va estesa a livello regionale in Sicilia, creando un tavolo sul commercio e facendo in modo che ci siano delle proposte serie e concrete. Una potrebbe essere quella dei distretti urbani del commercio. Servono a mantenere il livello occupazionale, ma servono soprattutto ad attuare una strategia chiara che mette in campo un processo di rigenerazione e riqualificazione urbana all'interno del centro storico. Altre proposte che arrivano da Asso Esercenti: un fondo per la digitalizzazione dei centri storici, regole per la concorrenza digitale e incentivi per categorie come alimentari, abbigliamento tradizionale e arredamento. Se vive il commercio, vive la città, vive la regione, vive il sistema Italia, è da questo che dobbiamo iniziare. Corse clandestine in provincia di Catania. Ieri la morte di un cavallo alla circonvallazione. Recentemente i carabinieri di Randazzo hanno sequestrato un altro cavallo e un carrello usato per il trasporto degli animali e sono state individuate 2 scuderie clandestine. Luca Ciliberti.
Corse clandestine e cavalli allenati illegalmente. Tutto documentato da immagini e video che hanno permesso ai carabinieri di Randazzo di risalire ai responsabili 2 persone adesso indagate per concorso aggravato in competizioni tra animali con il coinvolgimento di minorenni. I fatti sono avvenuti tra novembre 2023 e gennaio 2024. Sono state documentate 6 sessioni di allenamento e 4 corse clandestine di cavalli sulla strada Mare Neve nel comune di Linguaglossa. Le indagini hanno fatto luce, scrive la Procura di Catania, su reiterate condotte illecite con gare svolte nelle prime ore del mattino tra le 6.30 e le 7.15 con la presenza di vedette su motocicli senza targhe e la partecipazione di numerosi spettatori. Le corse, ricostruisce l'accusa, si svolgevano su una strada pubblica con cavalli lanciati al galoppo e seguiti da scooter e auto per aumentarne la velocità e garantirne la sicurezza del percorso. I carabinieri hanno anche individuato 2 scuderie coinvolte, la Russo di Mascali e la Frisina Puglisi di Castiglione di Sicilia, attive anche sui social network per la diffusione di video delle competizioni. Le indagini hanno permesso di identificare i componenti delle scuderie, inclusi i responsabili della scorta e i driver. Lo scorso aprile 3 persone sono state denunciate mentre partecipavano a una corsa clandestina su una strada provinciale di Castiglione di Sicilia. 2 di loro conducevano i cavalli agganciati a un calesse, mentre la terza riprendeva la gara con il cellulare. Gli animali e i calessi sono stati sottoposti a sequestro penale. Attorno al fenomeno delle corse clandestine di animali gira un lucroso giro di scommesse. 56 kg di tabacco di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. È un tabacco da masticazione originario dell'India e del Pakistan, dove viene utilizzato per via degli effetti stimolanti dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate, ma può avere effetti nocivi sulla salute. Il destinatario dell'intera spedizione era un asiatico residente a Caltanissetta, e oltre 700 kg di corallo rosso sono stati sequestrati sempre dai finanzieri nel canale di Sicilia. Denunciate 3 persone per ricettazione e contrabbando. Il carico non tracciato era a bordo di un natante da diporto notato da un aereo delle Fiamme Gialle, mentre a gran velocità si dirigeva verso la costa trapanese. Valore stimato del corallo trafugato, €500.000. Ancora uno sversamento sospetto nel fiume Gela. Le acque si tingono di rosa e un odore nauseabondo invade la zona. Cittadini e ambientalisti denunciano da anni una situazione fuori controllo, ma nessuna inchiesta finora ha individuato i responsabili. Geri Italia. Non è un effetto ottico, ma il colore reale dell'acqua, viola scuro, quasi melenzana. È così che appare il fiume Gela dopo le ultime forti piogge. Solo pochi giorni fa, sulla superficie invece, galleggiava una patina rosa. Ora l'odore acre, pungente e si avverte a distanza. Le segnalazioni arrivano dai cittadini, pescatori e volontari. Sui social circolano foto e video che mostrano la chiazza colorata estendersi fino alla foce. La Capitaneria di Porto è stata allertata, ma al momento non ci sono risposte ufficiali. Da anni il Gela è al centro di denunce e sospetti. Gli ambientalisti puntano il dito contro gli scarichi irregolari provenienti dalla zona industriale e dagli affluenti Cimie e Maroglio. Qui, secondo le associazioni, si troverebbero diversi condotti da cui defluiscono sostanze non trattate. Le associazioni annunciano la preparazione di un nuovo dossier da presentare in procura, con campionamenti, immagini e testimonianze raccolte in queste ore. Un ulteriore tentativo per spingere le autorità ad agire. Stiamo facendo la ricerca su tutte le denunce che abbiamo fatto negli anni passati per cercare di far capire che non è un problema di oggi, ma è un problema anche del passato. E siccome abbiamo avuto anche dei problemi per quanto riguarda con la procura di Gela, che queste denunce non si trovano, e noi stiamo cercando di fare una ricerca nei nostri archivi per allegare sia quella che c'è oggi e quella del passato. Intanto il fiume continua a scorrere verso il mare, trascinando con sé colori e odori anomali, un corso d'acqua che da risorsa per il territorio oggi è diventato il simbolo di un inquinamento che nessuno riesce a fermare. Da Gela a Messina, dove hanno preso il via nuovi cantieri per la demolizione della baraccopoli del rione Taormina. 90 le casette da abbattere. Francesco Triolo. Messina si riprende i propri spazi, quelli abbandonati al degrado, quelli occupati per decenni da baracche. Oggi è iniziata la fase di demolizione di una delle zone simbolo del degrado al rione Taormina, proprio sotto il vecchio Stadio Celeste. I primi colpi di ruspa sono stati dati dopo il via libera da parte della regione, che ha autorizzato il trasferimento di ben 32 famiglie che vivevano qui in nuove abitazioni. Ma c'è ancora la resistenza di 5 nuclei familiari che non vogliono andare via. Se riconoscono effettivamente le condizioni di abusivismo, se c'è la possibilità
di poter prevedere qualche deroga. Vedremo un attimino alla fine di questi 7 giorni da farsi, dopodiché attiveremo i tavoli conseguenziali con gli organi istituzionali competenti su questi temi. Al termine di questa prima fase di lavori saranno 90 le baracche che verranno giù. 2 progetti previsti in questa area: da una parte la rigenerazione urbana con la realizzazione di un parco, un'altra parte invece verrà liberata per realizzare un collegamento con la nuova via Don Blasco, così da fluidificare ancora di più la viabilità della zona sud della città. Musica, un disco in dialetto siciliano con incursioni in greco e in latino per un album volutamente antipop. Carmen Consoli ritorna con Amuri Luci, il primo di una trilogia che affonda le radici nella nostra tradizione. Roberta Lunghi. Carmen ritorna? No, Carmen c'è sempre stata, con un'attività live costante nella sua amata terra Canonsenti. Complimenti a Carmen Consoli. Nel momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le ultime sull'asta per l'aggiudicazione del centro sportivo Torre del Grifo. State con noi, vi aspetto. Ufficiale la partecipazione di una cordata di imprenditori siciliani per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Adesso il Catania dovrà rilanciare se vuole aggiudicarsi la struttura. Marco Carli. Il Catania ha un competitor per Torre del Grifo, adesso è ufficiale. All'apertura delle buste si è materializzato ciò che era già emerso da tempo, una cordata di imprenditori siciliani che ha presentato un'altra offerta di 4 milioni e 10.000 euro dopo quella irrevocabile d'acquisto formulata dal Catania. Un gruppo di imprenditori che, come abbiamo raccontato nelle nostre trasmissioni sportive, ha avuto a che fare o ha a che fare con la società rossazzurro, con il presidente della stessa, Ross Pelligra. Ci sarebbero Rappa come maggiore investitore, Russo Morosoli e Stivala fra gli altri. Cosa succede adesso? Si apre la gara e c'è la possibilità fino al 23 ottobre di rilanciare di 250.000 euro rispetto alla precedente offerta. Ma non finisce tutto il 23. Infatti da quel giorno in cui avverrà l'aggiudicazione fino al 30 ottobre anche i soggetti che non hanno partecipato alla gara potranno presentare un'offerta migliorativa da cauzionare del 10% rispetto alla cifra messa sul piatto dal vincitore della gara. La curatela potrà poi decidere discrezionalmente tramite varie verifiche se riaprire la gara stessa. Insomma, la vicenda Torre del Grifo deve conoscere ancora il suo epilogo. Sul campo il Catania attende la Salernitana con gli ultimi giorni che saranno decisivi per capire se Ciccerelli potrà essere fra i convocati. D'Ausilio sembra il favorito per sostituirlo. Intanto si infortuna Raimo. La squadra si è allenata a Mister Bianco per alcuni interventi al manto erboso del Massimino, struttura insieme al Cibalino dove si tornerà a lavorare venerdì. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.